Sono quasi 4 milioni gli italiani scivolati nella povertà a causa del coronavirus, lo dicono i consulenti del lavoro. Intanto arrivano i primi accrediti del bonus da 600 euro. Sentiamo Laura Garofalo. Manuel, lei ha un'attività di street food e ha già ricevuto sul suo conto corrente 600 euro. Sì, sono stati accreditati un paio di giorni fa. È stato difficile averli? No, non è stato difficile. Siamo rimasti anche un po' stupiti, dalla precisione sui tempi. Come spenderà questi soldi? Diciamo che questi soldi saranno a malapena sufficienti per fare la spesa per casa, avendo 2 bambini. Il timore di scivolare nella povertà esiste? Ce l'ha lei? Spero di no, perché comunque spero che questa situazione si risolva presto e che lo Stato appunto ci dia una mano. Come Manuel, altri stanno ricevendo il bonus da 600 euro destinato alle partite IVA, un sollievo, ma la situazione resta difficile per loro e per i quasi 4 milioni di lavoratori a rischio povertà, secondo i consulenti del lavoro. I lavoratori che oggi hanno perso il reddito sono soggetti che per la massima parte guadagnano meno di 1.250 euro al mese. Allora in condizioni di difficoltà queste famiglie non vedono entrare mensilmente neanche quelle somme che sono necessarie al sostentamento quotidiano. L'attesa del sussidio di cassa integrazione mette a rischio proprio chi è più fragile. In Campania